Mister, sta accadendo qualcosa di straordinario. L'Acragas non solo adesso piace, ma fa anche paura. Sì, questo è merito soprattutto dei ragazzi che si sono fatti nel tempo rispettare e hanno avuto questa crescita importante. Io sono contento e come sempre orgoglioso di aver fatto parte, di far parte di questo gruppo dell'Agragas, perché veramente i ragazzi hanno ancora tanto da poter dare. Spero che con quell'umiltà che abbiamo incominciato questo campionato di continuare ad essere da padrone, farla da padrona, perché dobbiamo ancora pedalare. Queste 8 partite sono poi 8 partite importantissime per noi. Lei li ha sempre spronati, elogiati e i risultati adesso sono una risposta. Ma non vorrei prendermi i meriti io, sono bravi ragazzi, io ho cercato di dare la mia esperienza, di cercare di dare il mio contributo a livello da loro leader di allenatore, però sono stati bravi loro. Ma è un momento di consapevolezza, la parola secondo me è quella più giusta, perché siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, che è qualcosa di straordinario, però io la parola da accontentarmi sono dei mediocri, quindi io dalla mia squadra non voglio questo, voglio che c'è sempre quell'ambizione da poter ambire a qualcosa di più straordinario. State ricambiando alla grande la stima del Mister Longo. Sì, ma io devo ringraziare in eterno il mister perché anche nei momenti più bui quest'anno dove c'è stato un periodo non positivo per me mi ha dato tantissima fiducia. Noi siamo grati al mister perché ci sta dando tanto, sia a livello tecnico, tattico che a livello umano. È un allenatore per me soprattutto ci deve saper fare a livello umano e poi c'è il resto. Quindi noi stiamo migliorando partita dopo partita e soprattutto siamo sempre più consapevoli della nostra forza perché se noi guardiamo le ultime partite abbiamo perso al 90°, potevamo avere molti più punti, però ce li dobbiamo riprendere, dobbiamo fare già a partire da domenica contro il Melfi. Ecco, solidarietà ai colleghi del Taranto, tra cui tuoi ex colleghi. Sicuramente quello che è successo a Taranto non è calcio, per me quello è altro. Queste persone che hanno commesso questi atti incivili per me non si chiamano tifosi, sono solo delinquenti.